Turismo non solo mari e monti o città d'arte, ma in ripresa è anche quello religioso, fatto di viaggi lungo le vie di pellegrinaggio, ma anche di visite a santuari, luoghi di culto in generale, in stretta connessione con il turismo culturale e la natura. Un turista, quello religioso, che oggi ha nuove connotazioni. Qualche anno fa il turismo religioso era sostanzialmente la frequentazione di santuari e grandi santuari, insomma, che noi abbiamo nel nostro territorio per motivi sostanzialmente devozionali o di preghiera o quant'altro, mentre adesso il turismo religioso ha avuto un grande sviluppo con i cammini di fede. Questo è un turismo che nel 2019 rappresentava oltre 6 milioni di presenze sul panorama totale del turismo. E ovviamente c'è stato uno stop, adesso si riparte. I numeri previsti per quest'anno sono ancora inferiori a quelli precedenti alla crisi. Una risalita che oggi sente ancora l'assenza del turista straniero, che ne costituiva pre-pandemia circa il 50%, che si confida di riconquistare nel 2022. Dunque, per quest'anno si può parlare di un turismo religioso di prossimità, con i tanti camminamenti presenti anche in Veneto. Il turismo di visibilità religioso favorito anche dal fatto che proprio usciti da questa situazione sanitaria critica c'è comunque voglia nelle persone di fare delle vacanze che abbiano una componente spirituale, immateriale un po' più forte. Turismo religioso, un settore che dopo 2 anni di stop ritorna in fiera per parlare di viaggi, cammini di fede, ma anche dell'aspetto liturgico, architettonico e più tecnicamente di servizi come quello delle campane. Una occasione per gli addetti del settore di tornare a parlarsi e programmare per il futuro.